Gli studi preclinici condotti su roditori hanno evidenziato una relazione tra stimolazione cronica del recettore del GLP-1 e iperplasia delle cellule C della tiroide, fino allo sviluppo di carcinoma midollare tiroideo. Questi risultati hanno inizialmente sollevato importanti preoccupazioni regolatorie, portando la FDA ed altri enti di controllo ad approfondire il potenziale rischio anche nell'uomo. Tuttavia, le analisi successive condotte su studi clinici e sui dati provenienti da farmacovigilanza non hanno dimostrato l'esistenza di una relazione causale diretta tra l'utilizzo di GLP-1 agonisti, inclusa tirzepatide, e l'insorgenza dei tumori tiroidei nella popolazione generale. Sulla base di queste evidenze, nel 2024 la FDA ha confermato l'assenza di un segnale oncologico clinicamente rilevante associato a questa classe di farmaci. Nonostante ciò, per principio di precauzione, l'utilizzo di GLP-1 agonisti rimane controindicato nei soggetti con carcinoma midollare della tiroide.